voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, già è grave vivere in un paese di spioni, in un paese diciamo dove sembra prassi che poteri, apparati, pezzi di banche spiino la politica, i rappresentanti diciamo eletti democraticamente dal popolo. Ma è ancora più grave il fatto che però in Italia questi spioni siano sempre strabici, perché insomma questa cosa va capita. Questi spioni guardano nel 99,9% dei casi nei conti, nelle vite, negli affari, negli pseudo segreti dei politici di centrodestra. È l'assioma diciamo del dibattito italiano. Mettiamo in fila un po' di cose. Ovviamente come dire, il padre di tutti gli scandali da questo punto di vista è l'attività di dossieraggio che è emersa in questi mesi, che aveva come protagonista il tenente della finanza Pasquale Striano. Ricordiamo ora un'attività che nel suo complesso diciamo consisteva nell'accesso massiccio e abusivo a dati sensibili di persone importanti, famose, tra cui molti politici, quasi tutti di centrodestra. Diciamo la media di questa attività consisteva in un accesso ogni minuto e 20, per dire quanto era compulsiva e capillare questa attività. E oggi c'è una istruttiva intervista che consiglio a tutti dell'attuale tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba, che all'epoca era direttore amministrativo del gruppo parlamentare. È titolata così: dossier di Strano hanno fabbricato l'inchiesta sui 49 milioni, ma in cui diciamo riepiloga come lui si vedeva ogni settimana sull'Espresso spiattellate le sue società, le sue attività lavorative, i suoi interessi, e si chiedeva da dove diavolo venissero, e racconta l'inversione. Non è neanche più un'inchiesta giudiziaria che, come dire, dà il mangime giornalistico ai numerosi gazzettieri delle procure, ma qui sembrerebbe il contrario, cioè sembrerebbe che l'attività indebita di dossieraggio abbia partorito iniziative giudiziarie sempre a danno dello stesso nemico politico. Capite che è il cortocircuito finale della democrazia. Ora Di Rubba ha detto che ha chiesto gli accessi agli atti dell'inchiesta di Perugia che indaga su questa attività di dossieraggio, ma al di là della vicenda specifica è veramente istruttivo il capovolgimento proprio totale, e il fatto che nel mirino ci fosse la Lega, cosa che ha recentemente raccontato Il Tempo, cioè quando la Lega, riepilogo velocemente, ha un exploit elettorale nel 2018, tant'è che poi va al governo, il famoso governo giallo-verde, si innesca questo dossier Lega Nord col quale Striano inondava le procure d'Italia, l'ha mandato a Bergamo, Milano, Genova, Roma, cioè tirava proprio, strattonava le procure e dire: guardate qui, occupatevene. Ed è emerso come in questo dossier ci si riferisse a segnalazioni provenienti da San Marino che citavano una finanziaria lussemburghese, la quale smentì però le informazioni uscite. Insomma, un verminaio che aveva ancora una volta nel mirino la Lega. Oggi, infine, è un'altra notizia, non è la stessa dinamica, ma si inserisce nella stessa stortura. Il Domani, forse come dire per rimediare al coinvolgimento di alcuni suoi giornalisti in tutto quello di cui abbiamo parlato, apre con questa notizia: spiati Meloni, Gianbruno e La Russa, violati migliaia di conti bancari. In questo caso sarebbe un dipendente, se l'accusa verrà dimostrata, un dipendente criminale, ovviamente di Intesa San Paolo, che avrebbe effettuato oltre 6.000 accessi, tutti abusivi, ma accessi lievemente sensibili al conto della premier appunto Giorgia Meloni, della sorella Arianna, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, dei ministri Santanchè e Crosetto, persino della seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa.
come vedete, non ce n'è uno di sinistra, neanche in questo caso che sembra più artigianale, meno legato a una trama, sono tutti politici di primissimo piano di centrodestra. E allora io mi sono veramente un po' rotto, non solo di vivere in un paese di spioni, ma che questi spioni siano invariabilmente strabici. È un problema della nostra democrazia. Ma rimanete con noi perché tra poco assegniamo il Bamba della settimana col direttorissimo Vittorio Feltri. Vi aspetto.